Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it, the Blue Light Blue Radio. Giocatore che per le proprie capacità tecniche probabilmente avrebbe meritato una carriera di altissimo livello, ma attenzione, lancio in area, Nava, il miracolo su Bertazzoli. Dicevamo di Sodigna, giocatore di grande qualità. Adesso invece è Lecco che lancia verso Cristofoli, la girata di testa che non impensierisce Lancini. Palla a Cazzamalli, attenzione, Cazzamalli punta l'area, due uomini davanti a lui. La palla per Sodigna, Roselli interviene senza fallo a detta del signore Costanza, ma ancora Rezzato, la palla dentro, Nava, secondo miracolo. Passa alla linea di metà campo, prova il lancio su Bertazzoli, va a vuoto scaglione Bertazzoli e Nava ancora Nava, terza parata decisiva, soprattutto 3 anni fa. Attenzione adesso Cristofoli, il palo esterno di Cristofoli, palo esterno di Fabio Cristofoli che è riuscito a dissarsi oltre la linea difensiva bianco-blu sul cross di Moreno. Cavalli in qualche maniera lo disturba, poi Moleri con una specie di arpione porta via palla, poi un intervento di Cristofoli falloso, ma c'è il vantaggio. Giorgino, lancio verso Cristofoli che però non riesce a trovare il pallone, ma trova invece l'avversario. C'è il rosso per Fabio Cristofoli. Palla sulla destra, Ruffini al centro, Bertazzoli non controlla, poi spinge Moleri e c'è la conclusione fuori, ma c'è un fallo netto ai danni di Moleri, non fischiato per Luca Ruffini. Vediamo Meyerg che prova a controllarlo. Ruffini lato corto, il cross basso, la traversa di Gualdi. Merdi Sale, Visconti, un errore forse dovuto anche a Nava che non ha chiamato il pallone, sarebbe stato facile per il portiere bluceleste. Nenato, questo angolo battuto subito, palla dentro e segna Marco Ruffini a tempo scaduto. Il numero 7 di casa fa partire una buona punizione, Nava che mette palla in punizione da parte di Cavalli verso Mureno. Bello lo stop a terra di Mureno che poi pensa al cross, mette palla dentro, Draghetti in area e c'è la rete del Lecco! La rete del Lecco! Draghetti a segno sul cross di Mureno. 1-1 per i blucelesti. Draghetti al 12esimo. Bertazzoli ben controllato da Moleri, poi Draghetti, il tocco verso Bertani, Bertani è solo in mezzo a 3 uomini. Vediamo Cristian cosa riesce a fare, il tocco a Draghetti, la palla per Mureno, la conclusione che è una via di mezzo con un cross, Caraffa non riesce a trovare la battuta a rete, fa adesso il Rezzato che entra in area dalla destra, Gualdi si fa parare, la conclusione da Nava, ancora lui, servendo però Cazzamalli, attenzione la palla in area, non c'è il fuorigioco, Nava per un attimo, ancora attenzione Mair, riesce a farsi ribattere, la conclusione da Merli Sala. Grande salvataggio di Merli Sala. Cavalli mette fuori, c'è Giorgino a tenere viva l'azione, la palla sulla destra, c'è Gualdi, attenzione Nava ancora e la palla messa fuori. Tanta attenzione, Caraffa superato dalla gittata del pallone, c'è Caridi, lato corto della rigore dalla sinistra, palla al centro, Jadid, lo scambio, ancora Caridi, la palla che esce oltre lo specchio alla sinistra di Nava. Riparte Caridi, attenzione al centro, c'è Dennis Mair, recuperano i blucelesti, Nava ancora lui e Mecca sbaglia, un gol fatto. La palla sul secondo palo, c'è Gualdi, lato corto, il cross all'interno dell'area, Cazzamalli, Merli Sala, poi liscia Jadid, Cavalli allontana Moleri. Music, news, sport.
Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.